Netto grande importanza a questa visita, ho ringraziato il Presidente del Parlamento sloveno per l'invito, tra l'altro in una data significativa, perché oggi ricorre il 25° anno dall'attivazione delle relazioni diplomatiche della Slovenia con i paesi europei, quindi il riconoscimento del momento ufficiale in cui la Slovenia ha avuto il ruolo di nazione, e questo quindi importante proprio per affrontare quelle che sono relazioni che tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia vanno ben più in là nei tempi e che partono da forme di collaborazione quando il dialogo era più difficile e quando parlare di relazioni era forse un immaginare ancora un futuro che non si vedeva. Abbiamo ricordato, l'ha ricordato il Presidente, già le collaborazioni che si erano avviate in Alpe Adria e quindi anche in tempi lontani. Oggi queste relazioni hanno un profilo sicuramente importante e intenso, legato alla comune appartenenza all'Unione Europea, agli strumenti di cooperazione, a quelle che sono le opportunità di dialogo e soprattutto a quelle che sono le opportunità che ci vengono offerte dalle rispettive minoranze nazionali, quella italiana qui in Slovenia e quella slovena in Friuli Venezia Giulia, minoranze che abbiamo condiviso vanno valorizzate per la loro capacità di essere dimostrazione di una realtà multiculturale, una realtà multietnica che si integra e che rappresenta un valore aggiunto per un territorio. In questo senso raccolgo quelle che sono anche le espressioni del Presidente circa la necessità che ci sia una rappresentazione anche politica, in sede politica, delle minoranze. Ovviamente in Italia siamo in una fase che incontra un percorso di modifica costituzionale che non ha avuto luogo, di modifica di leggi elettorali, e quindi saremo bene attenti anche noi portatori delle istanze di una necessità di rappresentanza della minoranza slovena e che sia riconosciuto il ruolo politico in questo. Nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia oggi una legge agevola questa presenza, ma valuteremo in una prospettiva di riforma se questo va ulteriormente rafforzato, come anche seguiremo con attenzione ed eventualmente con integrazione il processo di riforma della rappresentanza delle istituzioni, del sistema delle istituzioni locali, che vede comunque i comuni mantenere il protagonismo nella vita politica della rappresentanza delle comunità locali, ed in questo ovviamente il riconoscimento delle comunità che esprimono in via maggioritaria la presenza della comunità slovena. E quindi in questo senso piena attenzione, come attenzione ai problemi che riguardano l'attualità di questi giorni.